Un tema importante che riguarda noi italiani all'estero è quello di potersi recare in Italia, non certo per turismo, ma per poter assistere un genitore o un familiare in difficoltà. Siamo confrontati a ritardi per ottenere i risultati dei tamponi prima di partire, oppure i voli vengono cancellati all'ultimo momento con grandi trafile per farsi rimborsare il biglietto. Se poi si attraversano in auto paesi diversi, ecco, ognuno ha le sue regole e dichiarazioni da completare. Da Bruxelles a Venezia, ad esempio, si transita per 5 stati, il che significa munirsi di 10 autocertificazioni. Parte da questo appello testimonianza alle istituzioni il racconto di Matteo Lazzarini, veneziano che da oltre 25 anni vive e lavora all'estero nel campo delle relazioni internazionali. Un italiano a Bruxelles nel pieno della seconda ondata Covid-19. Ecco com'è lì la situazione. Sono state adottate più o meno le stesse misure che in Italia, dunque il telelavoro, la chiusura di cinema, teatri, piscine, palestre, l'uso obbligatorio della mascherina. Sono stati chiusi anche i negozi considerati non essenziali. Le librerie restano aperte e alcune attività per i giovani sotto i 12 anni continuano a svolgersi in modo regolare, naturalmente con le dovute precauzioni. La scuola è sempre al centro dell'attenzione collettiva. Fino alla terza media si va a scuola tutti i giorni e alle superiori invece gli adolescenti sono divisi in due gruppi alternando i corsi in aula con quelli online e per chi non ha un computer le scuole pubbliche ne prestano uno a titolo gratuito. I corsi a distanza sono anche per gli studenti universitari, con eccezione per chi fa pratica nei laboratori e anche per le discussioni delle tesi di laurea. I dottori vengono proclamati in aula magna